Ho aperto la porta e c'era un lago, un fiume, come posso dirti. Non si riusciva più né a entrare né a uscire perché l'acqua era altissima. È stato un piccolo ruscello, affluente del Vara, ad allagare San Pietro nel comune di Varese Ligure. I residenti si sono ritrovati ad affrontare l'improvvisa piena del Rio che ha attraversato il borgo causando danni e tanta apprensione. Pensi che ti entra in casa, quindi io ho messo delle paratie, abbiamo cercato di ripararci come potevamo, l'acqua ormai usciva da tutte le parti perché poi è piovuto tantissimo, una grande preoccupazione perché a me era già successo qualche anno fa, però quella volta lì era proprio entrata in casa. Questa volta qua ci siamo dotati di queste meravigliose paratie e quindi è andata bene. Un po' meno bene la conta dei danni su tutto il territorio comunale attraversato da 300 km di strade. Questa mattina quando ho guardato la cifra sono rimasto un po' impressionato anch'io perché non pensavo che superasse i 2 milioni e mezzo, insomma una stima approssimativa dei danni principali. Occhi puntati naturalmente sulla viabilità provinciale. Abbiamo dovuto comunque chiudere la strada provinciale, la strada di collegamento con Sesta Godano con Brugnato. Questo ha creato qualche problema, è chiaro, però d'altronde non è che potevamo far rischiare alle macchine di finirci dentro. Preoccupazioni condivise con il sindaco di Sesta Godano, un altro comune della valle molto esteso. Qui il fiume è esondato in 2 località, causando 12 sfollati. Secondo ARPAL, le cumulate maggiori si sono avute proprio in questa zona. La preoccupazione principale è quella della strada provinciale 566 che ieri è stata appunto esondata dal fiume Vara, ora sono stati scalzati i massi che stanno a protezione della carreggiata stessa, quindi ecco, in eventualità di un'altra esondazione del fiume Vara ecco, siamo molto preoccupati perché potrebbe essere la Val di Vara isolata dal resto della provincia.